Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Bimbi Boss. Oggi prepareremo insieme un risotto squisito, delicato e che di dietetico non ha assolutamente niente. Vi parlo del risotto ai 4 formaggi. Vediamo subito gli ingredienti necessari per farlo. Gli ingredienti necessari per questa ricetta sono mezza cipolla grande o una cipolla piccola, 30 g di olio extravergine di oliva, 320 g di riso Carnaroli, 50 g di vino bianco, 700 g di acqua, un cucchiaino di sale, 100 g di ricotta, 50 g di Emmental, 50 g di mozzarella di bufala, 100 g di gorgonzola. Partiamo! Inseriamo all'interno del boccale del bimbi mezza cipolla grande o una cipolla piccola, tagliata in quarti o a metà, insomma, come volete voi, col tappino che in questo caso è pieno di vino, e impostiamo 5 secondi velocità 7. Riuniamo tutto sul fondo con la spatola. Aggiungiamo ora 30 g di olio extravergine di oliva e soffriggiamo per 5 minuti 100 gradi velocità 1. Ok, ora inseriamo il nostro riso Carnaroli, 320 g. Richiudiamo e impostiamo 3 minuti 100 gradi, tasto inversione velocità 1. Ok, adesso aggiungiamo i nostri 50 g di vino bianco e facciamo svaporare il tutto per 1 minuto, 100 gradi, sempre tasto inversione inserito, sempre velocità 1. Ora aggiungiamo all'interno del boccale del bimbi un cucchiaino abbondante di sale e 700 g d'acqua. Richiudiamo e impostiamo 10 minuti, 100 gradi, tasto antiorario inserito, velocità 1, ma con il cestello appoggiato sopra il tappo del bimbi. A questo punto riapriremo il bimbi e vi inseriamo all'interno 50 g di mozzarella di bufala, facciamo così. Opla. 50 g di Emmental svizzero, (100 g di gorgonzola), ok, e 100 g di ricotta. La ricotta però devo pesarla. Se volete vedere la ricetta della ricotta preparata col bimbi, vi allego nell'info box il link per andarla a vedere. Richiudiamo, appoggiamo di nuovo sopra il cestello e impostiamo 4 minuti, 100 gradi, tasto antiorario, velocità 1. Rimestate un attimo, lasciatelo riposare all'interno del boccale del bimbi per almeno un minutino. 1 minuto è trascorso, trasferiamo il risotto all'interno di una risottiera. A questo punto potrete tranquillamente procedere all'impiattamento e potrete terminare il tutto mettendo proprio sopra al risotto una cacciottina e, a piacere, del pepe nero. Ed eccolo qua, il risotto ai formaggi è pronto. Io vi ringrazio per aver guardato questa videoricetta. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, commentate e condividete. E per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità di Bimbi Boss basta cliccare sulla campanella. Io vi ringrazio di nuovo, un bacione da Bimbi Boss, ciao!